Ciao, benvenuti a questa puntata di Sto Quiz. Oggi giocheranno con noi due uomini vincenti, il ministro Luigi Di Maio e l'allenatore della Juventus Max Allegri. Buonasera a voi. Buon anno! Buonasera. Benvenuti a Sto Quiz. Volete svelarci qual è l'arma segreta del vostro successo? Usare l'intelligenza. L'ansia. Ottime armi. Ricordiamo che si vince totalizzando 150.000 punti. Ogni risposta esatta corrisponde a un punto. Lì bisogna essere fortunati. Entriamo subito nel vivo della competizione. Parliamo di musica. Guardate attentamente questa foto. Che cos'è quell'oggetto? Una lumaca, un trombone, un bicchiere, un insetto. È uno strumento importante. Questo strumento esiste in tutta Europa. Che cos'è quell'oggetto? La prima. Questo è un bicchiere, è oggettivo. Vediamo qual è la risposta esatta. Un trombone. Non vi aggiudicate il punto, ma siamo solo all'inizio, non c'è da disperarsi. Torniamo alle elementari. Come ve la cavavate? Non servono a niente. Non servono a niente. A niente servono. Io anche stasera avrò modo di spiegarlo. Vediamo come ve la cavate con l'aritmetica. Mario compra le mele a 2 euro al chilogrammo. Con ogni chilo di mele fa 2 barattoli di marmellata che vende a 1,50 euro al barattolo. Con 25 kg di mele mi dovete dire che cos'ha Mario. L'ansia di non arrivare a fine mese. Mario aveva speso tanto. La risposta esatta è 75 euro. Non avete indovinato, siete ancora 0-0. Ma ecco la domanda da 2 punti. La donna è un mammifero? No. Assolutamente no. Mi dispiace deludervi, ma la risposta è sì. La donna, secondo alcuni esperti, è proprio un mammifero. Che poi ho toccato con mano in questi anni. La strada dei 150.000 punti è ancora lunga, ma c'è tutto il tempo per riprendervi. Andiamo a conoscere la nostra lingua. Che cosa vuol dire disattendere? Che c'è tanto da aspettare. Allegri, mister? Si diventa ridicoli. No. Che cosa vuol dire la parola mistificato? Che si somma. Mi sto zitto, mi taccio. No. E vediamo se cambiando argomento riuscite a portarvi a casa il primo punto. Giochiamo con il Kama Sutra. Sapete che cos'è? È il gioco dell'oca. Gli italiani, le promesse che gli ho fatto. Prima domanda, qual è la posizione più usata secondo una ricerca del Wall Street Journal? Il braccio è appoggiato a terra, in terra. La prima. No. Come si può definire quando lui sta sotto e lei sta sopra? Non è il rigore. Che sono la posizione peggiore. Nessuna delle due, ma non importa. Vince un punto chi riesce a fare la faccia da siciliano. Io assegnerei il punto ad Allegri, ma purtroppo la giuria era al bar, quindi non si è potuta esprimere. Quindi nessuno di voi ha vinto. Bisogna ancora migliorare molto. Ci vediamo alla prossima puntata e sapete chi vi saluta?